Il governo Conte, nel mezzo di una crisi politica in corso, pubblica le FAQ con le quali risponde ad alcune questioni poco chiare relative a spostamenti, attività di ristorazione, sport, caccia e pesca. È possibile, ad esempio, raggiungere le seconde case anche in un'altra regione, sia in zona rossa che in zona arancione, solo a coloro che possano comprovare di aver effettivamente avuto titolo anteriore al 14 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge del governo. Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, può farsi accompagnare da un familiare o da una persona incaricata dal trasporto. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi, devono indossare la mascherina. Nella zona rossa, ad esempio, il transito nelle altre aree è consentito esclusivamente per esigenze lavorative, per esigenze di necessità, ad esempio l'acquisto di beni necessari o per motivi di salute. La vendita con asporto è possibile anche dalle ore 18 alle ore 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, così come è consentita senza limiti di orario in zona rossa o arancione la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi o delle altre attività ricettive per i soli clienti ivi alloggiati. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi pubblici e privati in area gialla per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, così come previste in area arancione e gialla l'attività venatoria o la pesca dilettantistica nell'ambito del proprio comune. Sono molte delle risposte ai diversi quesiti che in questi momenti particolari creano maggiore confusione ai cittadini.